chimney cake, questo dolce ungherese che sicuramente non avrò pronunciato perfettamente. Ce lo prepariamo? Che dite? Io l'ho assaggiato domenica ed è buonissimo. Io l'ho fatto anche in versione cono da mettere il gelato, come preferite. Li prepariamo insieme. Andiamo. Dai, come prima volta penso che me la sono cavata. La ricetta mi è stata data da una di voi. Mi sono fidata di lei, come voi vi fidate di me, e la ricetta è ottima. Io ho messo latte, temperatura ambiente, zucchero, ci metto il lievito di birra e faccio sciogliere. Ho messo 10 grammi di zucchero dalla quantità che vedete inizialmente scritta nella ricetta qua in descrizione. Ecco qua. Questo qua lo faccio riposare 5 minuti. Ci prepariamo farina 00, zucchero, aggiungo un uovo e 2 tuorli e impasto. Aggiungo il burro morbido e il latte. E in ultimo aggiungo il latte che ci siamo preparate con il lievito di birra. Ecco qua. A questo punto iniziamo ad impastare con le mani. Ecco qua. Io l'ho lavorato anche un po' sul piano qua, così. Eccolo qua. Deve essere bello morbido morbido. Io lo metto qua e lo lascio lievitare. Non vi muovete che torno subito. Eccolo qua, è stato 1 ora e mezza, ma va bene anche 1 ora, deve solo raddoppiare. Io sono uscita e nel frattempo è successo questo. Questo qua adesso ce lo stendiamo un po'. Ecco qua, più o meno deve essere così. Poi ce lo tagliamo a striscioline così. Ci prendiamo questo, ci ho messo un po' d'olio e arrotoliamo. Hai smesso di fare una buona prima impressione. E non viene essere la ragazza che indossa una divisa in squadra colorita. Così. Sono molto sorpresa. Perché va bene? No. Per chi non ha quell'attrezzo là per fare la forma, prendete un po' di carta alluminio e la arrotoliamo, non stretto stretto, arrotolate così. Una volta arrotolato prendiamo un po' di carta da forno e ce la arrotoliamo così. Poi prendiamo la strisciolina e facciamo la stessa cosa. Ecco qua.
Poi, se li vogliamo fare a cono, che ci vogliamo mettere il gelato dentro, prendiamo questo qua a forma di cono, ci mettiamo sempre un po' di olio e arrotoliamo. Questo qua ce lo arrotoliamo un po', così. Spennelliamo un po' con il burro, così. Ecco qua. Qua ho messo zucchero e ci mettiamo un po' di cannella. Mescoliamo un po'. Ma che bello il profumo di cannella. Ecco qua. A questo punto non vado bene, devo prendere qualche altra cosa. Ho messo tutto su carta da forno. Ecco qua. Eccoli pronti, io li ho messi su una teglia in forno e torno subito. Eccoli pronti, forno 180 gradi per circa 15 minuti. Una volta che li abbiamo fatti raffreddare un po', ci togliamo questo qua, tirate la carta alluminio e viene che è una meraviglia. Mi smondo pure questi ed esce, eccolo qua. Come prima volta penso che è andata bene.